Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli! Il Napoli cerca rinforzi in vista del mercato di gennaio. Il club italiano intende rinforzare la difesa della squadra di Antonio Conte. Rafa Marin e Juan Jesus non convincono il tecnico salentino e per questo ci saranno interventi sul mercato. Il Corriere dello Sport riporta quanto segue. Tra i nomi che compaiono sul taccuino del direttore sportivo italiano c'è Luis Felipe, 27 anni. Il difensore italo-brasiliano, dopo essersi messo in luce in Serie A tra Salernitana e Lazio, aveva accettato di trasferirsi in Spagna, al Betis Siviglia, ma l'avventura andalusa durò poco più di una stagione l'estate scorsa. Attratto dai petrodollari, Luis Felipe disse sì all'Ittihad, il club. Arabia Saudita che vanta stelle del calibro di Karim Benzema e N'Golo Kanté. L'esperienza in Arabia Saudita però non è andata come si aspettava. Tra i cambi di allenatore e le altalene di rendimento della squadra, il difensore è stato lasciato in disparte. Laurent Blanc, attuale allenatore di Ittihad, non ha puntato su di lui. Felipe ha giocato una sola partita in campionato, prima di fermarsi per un infortunio muscolare e uscire definitivamente dai piani dell'allenatore e della società. Adesso c'è un'opportunità sul mercato. Il suo contratto, inizialmente valido fino al 2026, è esteso a tutto lo Stato. Risolto. È libero e potrà scegliere liberamente la sua prossima destinazione. Piace al Napoli, ma si è fatta vedere anche la Juventus. È un difensore affidabile, che conosce il campionato e che ha ancora l'età dalla sua parte. Il giocatore stesso ha messo in cima alle sue preferenze il ritorno in Europa e soprattutto in Italia, riferisce il giornale. Secondo te, tifoso del Napoli, Felipe è bene al Napoli o no? Lasci il tuo commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli!